Un presepe particolarissimo qui a Realmonte, un presepe vivente fatto dai ragazzi della scuola Garibaldi in riva al mare, ma soprattutto all'interno di un sito archeologico storico molto importante. Assolutamente sì, un presepe bellissimo fatto qua alla Villa Romana, che è uno dei fiori all'occhiello del comune di Realmonte. Noi abbiamo quest'anno organizzato tutte le manifestazioni del Natale assieme alle associazioni di volontariato di Realmonte, alla chiesa e alla scuola. La scuola ha dato un contributo importante, fondamentale. Assieme a loro abbiamo fatto intanto un albero bellissimo in piazza di circa 6 metri di altezza, un albero ecologico fatto con una struttura in ferro e poi con i resti della potatura degli alberi della forestale, addobbato anche qua dai ragazzi con materiale riciclato, quindi hanno tagliato delle bottiglie, le hanno colorate e l'hanno addobbato così, quindi un albero assolutamente ecologico. Poi hanno fatto dei mercatini di Natale, sempre i ragazzi in piazza Umberto I in 2 occasioni, una volta la mattina, martedì mattina, e l'altra volta il giovedì sera, dove si sono esibiti anche sul palco sempre i ragazzi della scuola, quindi diciamo che la collaborazione con loro è stata massima. Noi abbiamo improntato tutto sulla crescita anche culturale, cioè abbiamo dialogato con questi ragazzi cercando di dimostrare che il mondo va in questo senso verso l'ecologia, verso il rispetto del territorio e dell'ambiente. Essere qua oggi tra l'altro in riva al mare in questa giornata bellissima testimonia ancora una volta questa cosa, questo nostro concetto. Abbiamo visto tutti assieme i resti di Villa Romana. A questo proposito devo dire che il Comune di Realmonte sta portando avanti una convenzione con la Soprintendenza di Agrigento, perché sono loro oggi che gestiscono la Villa Romana, e abbiamo dato la disponibilità a fare la manutenzione e abbiamo quindi in corso questa convenzione. È un'iniziativa che ogni anno vogliamo riprendere perché riteniamo importante che i ragazzi vivano attivamente queste festività di Natale. Tra l'altro la scuola si apre al territorio, per noi la scuola si apre al territorio significa vivere il territorio realmente, in sinergia con il comune, con le associazioni, con la chiesa. Noi siamo parte integrante del territorio e vogliamo valorizzarlo. Quindi valorizzare questo sito, così come l'anno scorso abbiamo valorizzato la Scala dei Turchi. I nostri ragazzi imparano a conoscere il territorio, imparano a conoscere e vivere le tradizioni, imparano ad essere protagonisti attivi. Noi come amministrazione comunale abbiamo voluto puntare sui ragazzi, quindi sul nostro futuro, e tutto ciò ha reso possibile la rappresentazione di questa mattina, una rappresentazione che è segno tangibile del lavoro straordinario di questi ragazzi. Un lavoro sinergico di collaborazione è sempre l'arma vincente rispetto a una società che parte dai bambini e che vuole proiettarsi verso il futuro in modo costruttivo.